Inizio fase 2 rassicurante, solo un nuovo contagio a Licata. Emergenza nell'emergenza, uno sbarco dopo l'altro e la nave per la quarantena non c'è, passano da Lampedusa a Porto Empedocle. Retromarcia del governatore Musumeci, i siciliani possono tornare, chiesti maggiori collegamenti con l'isola, d'obbligo la quarantena. Sia ad alcune attività sportive individuali, resta l'obbligo del distanziamento sociale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Inizia con una dose di fiducia la fase 2 in Sicilia, la regione è penultima per tamponi positivi e la terza regione con il minor numero di deceduti. In provincia c'è un nuovo caso a Licata. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Un nuovo caso di Covid si è registrato ieri nella nostra provincia. L'ASP di Agrigento, dopo giorni di quiete, ha acquisito l'esito positivo di un tampone nel comune di Licata, portando a 9 i casi di contagio dall'inizio della pandemia a oggi. Sempre a Licata 7 sono le persone però che nel frattempo sono state guarite, 1 è deceduto e 1 trattasi in terapia. I tamponi effettuati nella nostra provincia sono stati 124, salendo a un totale di 4.622. 8 ricoverati in ospedale, 2 soggetti dimessi in strutture parallele, 26 quelle positive, in quarantena 75, guariti 13, deceduti in totale. Gli agrigentini sono così suddivisi nei vari ospedali della Sicilia, 3 a Caltanissetta, 3 a Palermo, 2 in un RSA di Caltanissetta, 1 a Marsala e Partinico. Nella nostra città salgono a 7 le persone guarite, 2 i deceduti, 4 in trattamento. A Sciacca i guariti sono 18 su un numero di 25. La città saccense è quella che nell'Agrigentino ha avuto più casi di contagio. Segue Menfi con 9 guariti su 12, 7 guariti a Ribera su 8 e 1 deceduto. Mentre nella nostra regione sono stati eseguiti 14.211 tamponi, con 5 positivi. I ricoveri scendono di 9 unità, andando a 403, meno 2 sono quelli in terapia intensiva, più 8 in isolamento domiciliare, per un totale di 1.799. I guariti vanno a 809, più 14, i decessi a 244, con un aumento di 2 casi. Tra le province, quella di Agrigento è sempre ferma a 69, secondo i dati regionali dell'assessorato alla sanità. Catania sempre in testa con 683 casi, meno 5 rispetto a ieri. Messina un caso in più e si porta a 375. Palermo un aumento di 3 unità con 393 contagi. Trapani è stabile a 92. Caltanissetta in aumento da 124 a 127 contagi. Siracusa in lieve diminuzione di 2 casi e va a 113. Enna invece è stabile con 296 contagi. Intanto da 2 giorni si è passata alla fase 2, si vede che c'è molta più gente in movimento rispetto ai giorni di isolamento totale, tanto che ciò ha fatto notevolmente arrabbiare il sindaco di Favara, Anna Alba, che ha visto troppo movimento, annunciando sul suo profilo che se continua così emanerà una nuova ordinanza di chiusura. Purtroppo oggi questa diretta non è una delle dirette più belle che si possano fare, come lo vedete sono molto arrabbiata. Io non so che cosa non hanno capito i favaresi, abbiamo fatto i complimenti fino a 2 minuti fa, ma oggi mi tocca rimproverare soprattutto i genitori di questi incoscienti sedicenni che hanno permesso di riversarsi in Piazza della Pace come se nulla fosse, assembramenti senza mascherine, baci, abbracci, come se fossimo ritornati alla libertà assoluta. Capisco che i ragazzi hanno l'esigenza di uscire, ma è inammissibile che possa avvenire questo assembramento. Stiamo rischiando e qua si gioca con i ragazzi che fumano, bevono la birra, minori che si abbracciano e si baciano. Non è liberi tutti, assolutamente, non è liberi tutti. Richiamate i vostri figli e fateli rientrare a casa, perché è inammissibile. Rischiamo di buttare nel cesso tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi 2 mesi. Quindi, cari genitori, educate e istruite i vostri figli perché è inammissibile quello che sta succedendo. Metterò la pattuglia qua in modo tale che ci sia un presidio e un controllo costante, ma dovete essere voi i tutori dei vostri figli, quindi mi raccomando che non si verifichi più una condizione del genere, perché veramente è vergognoso, vergognoso. Abbiamo monitorato il cimitero, abbiamo monitorato le vie, abbiamo monitorato le strade e poi ci troviamo l'assembramento dei ragazzi sedicenni, ma è inammissibile, qua si muore.
Si muore! Il cimitero lo riapriamo per metterci i morti. Ora stanno scappando tutti, ovviamente, ecco. Perché le mascherine le tengono nel motorino o nell'auto. È vergognoso, vergognoso, è inammissibile. Genitori, istruite veramente i vostri figli, perché è inammissibile. Per fortuna sono arrivati i carabinieri che monitorano la situazione, ma mi raccomando, per i prossimi giorni. Salgono a 4 gli sbarchi nel giro di poche ore, sono arrivate altre 2 imbarcazioni davanti a Lampedusa. L'emergenza è doppia, visto che oltre al dramma dell'immigrazione c'è il rischio contagio da coronavirus. Il sindaco delle Pelagie Totò Martello e il governatore della Sicilia Nello Musumeci hanno sollecitato l'invio di una nave davanti le coste di Lampedusa, dove, come avviene già a Palermo, poter far fare la quarantena ai migranti. Invece fino a ieri in 78 sono stati trasportati a Porto Empedocle. C'è il servizio di Eugenio Cairone. Le raccomandazioni alla prudenza non saranno mai troppe, perché è giusto così se vogliamo uscire dal tunnel. Non è finita, ci ripetono fino a bombardarci la mente. E mentre si richiama la popolazione al rispetto delle regole, si continua a sbarcare quasi tra l'indifferenza generale, con un governo che sta dimostrando di non saper gestire quest'altra emergenza, che crea apprensione tra la gente, costretta a determinati comportamenti antivirus. Praticamente si è passati dalla fermezza, comunque inaccettabile, di Salvini alla manica larga del governo Conte. Così gli sbarchi organizzati dai trafficanti continuano incessanti. Deve essere chiaro che non ci possiamo permettere la ripresa degli sbarchi sulle nostre coste. Quello che costituiva un grave problema in tempi normali oggi costituisce un doppio problema, perché c'è un grosso rischio di mezzo. A Porto Empedocle ieri sono arrivati altri 78 migranti sbarcati a Lampedusa, dove nelle ultime ore erano arrivati 2 barconi con 137 migranti, tra cui donne e bambini. Insomma, siamo alle solite. Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, e il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, hanno chiesto la presenza di una nave nell'isola per la quarantena dei migranti. La nave è indispensabile, dice il sindaco Martello, per mantenere le condizioni di sicurezza per gli abitanti dell'isola. A questo punto resta solo aspettare che il problema migranti sia affrontato tenendo conto della dignità delle persone, ma con risolutezza, perché si può solo immaginare cosa ci attende adesso con il bel tempo. Il presidente della regione Nello Musumeci fa retromarcia, possono rientrare anche coloro che si vogliono ricongiungere con le proprie famiglie, per farlo devono rispettare le solite regole, cioè la verifica al momento dello sbarco e poi la quarantena. Il governatore chiede a Roma di raddoppiare i collegamenti aerei e per quanto riguarda lo stretto chiede di passare dalle attuali 5 alle 8 corse. C'è il servizio di Carmelo Lentini. I fuorisede siciliani potranno ricongiungersi con le proprie famiglie. Lo ha annunciato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, pressato dalle forti richieste di tanti cittadini sparsi in altre regioni italiane e in tanti paesi del mondo che oggi vorrebbero rientrare nella nostra isola. Dopo un primo netto rifiuto per motivi prudenziali, questa volta il presidente della regione ha detto sì, sollecitando il Ministero dei Trasporti a raddoppiare i collegamenti aerei da Roma per Palermo e Catania, dagli attuali 2 a 4, e magari applicando un costo accessibile sui biglietti. Stesso discorso vale per il traghettamento dalla Calabria verso la Sicilia, per il quale è stato richiesto l'aumento delle corse che passerebbero così dalle attuali 5 ad 8 corse. Nelle prossime ore dovrebbe essere firmato il decreto. Sinora l'ingresso in Sicilia era stato consentito alle forze dell'ordine, alle forze armate, al personale sanitario e per gravi motivi personali, sanitari oppure di famiglia. Ho ricevuto centinaia di richieste da parte di ragazzi, ha dichiarato su Facebook il presidente Nello Musumeci. Mi è stato scritto e detto a gran voce: ci faccia rientrare, ci faccia rientrare. Sono un padre, sono un nonno e comprendo benissimo l'emozione, l'affetto e la necessità che si pongono in una famiglia. Ma credetemi, aggiunge ancora, è difficile fare il mio lavoro nel dovere trovare il punto di equilibrio per coniugare da una parte le esigenze affettive e non solo.
e dall'altra quella della prudenza e della cautela per evitare che si possa entrare in Sicilia senza sapere di essere portatore del virus, come succede spesso anche agli asintomatici. Quando c'è stato il famoso esodo di inizio marzo, su decine di migliaia di persone abbiamo trovato centinaia di positivi che non mostravano assolutamente alcun sintomo. Quindi bisogna stare prudenti per evitare di ricominciare da capo e la ricaduta sarebbe più complicata della prima. Quindi buon rientro a chi ha più di un motivo per rientrare nella nostra isola, per il resto guardiamo avanti. Per chi torna in Sicilia dovranno essere osservate le solite norme sanitarie, e cioè la verifica al momento dello sbarco e poi la quarantena. Siamo quindi arrivati alla fase 2 e allora bisogna un po' allargare la maglia, ne siamo tutti consapevoli. Abbiamo chiesto al Ministero dei Trasporti di portare i voli da Roma per Palermo e per Catania da 2 a 4, sperando che l'Alitalia non si abbandoni a speculazioni, perché mi risulta che il costo dei voli negli ultimi giorni è assolutamente inaccessibile e inaccettabile. Al tempo stesso manteniamo la corsa del treno da Roma a Messina, e per quanto riguarda lo stretto invece chiediamo di passare dalle attuali 5 corse ad 8 corse. Naturalmente man mano che il tempo scorre valuteremo il dato epidemiologico e quindi chiederemo di aumentare di volta in volta il numero dei voli, il numero delle corse del treno e il numero delle corse sullo stretto. In effetti un blocco per i casi di necessità non c'è mai stato, neanche nei gravi momenti di crisi. Sia i provvedimenti nazionali che quelli nostri hanno sempre detto che l'ingresso è consentito alle forze dell'ordine, alle forze armate, al personale sanitario e ai gravi motivi personali o sanitari o di famiglia. Quindi un blocco non c'è mai stato totale. Adesso allarghiamo un pochettino e possono rientrare anche coloro che si vogliono ricongiungere alle proprie famiglie. Per farlo devono rispettare le solite regole, cioè dire la verifica al momento dello sbarco e poi la quarantena. Questo è necessario perché nessuno deve pensare che la partita sia chiusa, nessuno deve pensare che la fase 2 significa tutti liberi. Autodistrutta e lettera con minacce di morte per l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. I dettagli nel servizio. Minacce di morte all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Una lettera anonima è stata recapitata nella sede dell'assessorato di Piazza Zino a Palermo. Nel testo manoscritto si fa riferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Noto, secondo cui sarebbe stato avviato un processo di distruzione. Assessore, ci auguriamo di vero cuore che non prenda alla leggera questo scritto, si legge tra le righe della lettera, altrimenti la aspetta una bella bara. Peccato, perché lei è molto giovane, ma vivere sta solo a lei. Razza ha subito sottoporto la denuncia all'autorità giudiziaria di Palermo. Nello stesso periodo in cui è stata recapitata la lettera, l'assessore Razza ha subito danneggiamenti alla sua auto privata. Anche in questo caso è stata presentata una denuncia. La piena e convinta solidarietà mia di tutto il governo regionale all'assessore Ruggero Razza per la ignobile minaccia subita, ha dichiarato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Se qualcuno pensa con questi metodi di frenare l'azione di riordino e di bonifica portata avanti da Razza nel mondo sanitario siciliano, ha sbagliato tempo e obiettivo. Spero tanto che gli inquirenti possano fare presto chiarezza sulla identità di questi vili e pavidi personaggi. Solidarietà dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Partito Democratico e dai deputati agrigentini Giussi Savarino, Carmelo Pullara e Margherita La Rocca. In Sicilia nella fase 2 via libera agli sport individuali. Scopriamo quali e come con Lello Casesa. Iniziata da ieri la fase 2 che permette ai siciliani di poter svolgere molte delle attività sportive all'aperto, riprendendo lentamente la normalità. La circolare esplicativa della Regione Siciliana, inviata a tutte le associazioni sportive, circoli e società, fissa dei paletti per i giochi individuali e non di squadra, nel rispetto delle indicazioni nazionali.
È possibile giocare a tennis, uscire in canoa o con la tavola e la vela del windsurf ed allenarsi in bicicletta. Le associazioni, i circoli e le società sportive potranno far allenare gli atleti ed i soci nei luoghi aperti, praticando sport individuali come il ciclismo, il canottaggio, l'equitazione, l'atletica e il golf. Resta chiaro che all'interno delle strutture restano chiuse piscine, palestre, spogliatoi, bar e sale comuni. La corsa, la ginnastica individuale, la bici e anche il mountain bike e del motocross saranno possibili in quanto sport individuali. Possibili anche le discipline a mare come la pesca subacquea, l'apnea, i tuffi ed il nuoto in acque libere, purché esercitati nel sito più vicino alla propria abitazione. Potranno tornare al mare anche i surfisti, i velisti, sempre da soli con le tavole e vele. È chiaro che dovranno essere adottate tutte le disposizioni di sicurezza e protezione individuale, quali mascherine, guanti, termoscanner e saturimetro, con l'ingresso ai soli iscritti, informando i soci che dovranno prenotarsi prima presso il club o il circolo ed evitare assembramenti, con il rischio eventuale di controlli e quindi di sospensione delle attività. Ad Agrigento, ad esempio, inoltre con disposizione del sindaco sarà possibile alle persone affette da disabilità e con l'assistenza di un accompagnatore recarsi alla Villa del Sole concordando la visita per evitare affollamento e rilassarsi con passeggiate, movimenti e ginnastica. All'interno dell'area dell'impianto troveranno il custode che curerà l'accesso facendo rispettare le regole previste per l'ambiente. In caso di sovraffollamento le persone dovranno rientrare immediatamente al proprio domicilio ed informare immediatamente il custode. Quando i campionati finiscono sul campo si chiude ogni controversia. La volontà sarebbe quella di finire i campionati, se non ora, allora a settembre. A settembre e ottobre si potrebbe disputare la parte finale di questa stagione, tra novembre e dicembre, calciomercato e iscrizioni, mentre a gennaio 2021 si partirebbe con il nuovo campionato. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Sicilia, Santino Lopresti, dice la sua sulla ripresa dei campionati di calcio in Sicilia. Un'altra ipotesi, aggiunge Lopresti, potrebbe essere che le squadre della parte sinistra della classifica facciano i play-off, mentre quelle di destra i play-out. Le squadre che dovessero avere ora più di 12 punti di vantaggio o svantaggio avrebbero già acquisito il titolo alla promozione o la condanna alla retrocessione. Sono ipotesi, ma non ci faremo trovare impreparati. Siamo accanto alle società, per il prossimo anno iscrizioni gratuite, spalmando l'iscrizione 2020-2021 nei prossimi 10 anni e facendo arrivare i contributi governativi alle società. Queste sono alcune ipotesi, ma tutto sarà ratificato durante l'atteso vertice federale del prossimo venerdì 8 maggio. Sul sito del Viminale è disponibile un nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti, utilizzabile a partire da ieri. Può comunque essere ancora utilizzato il precedente modulo, barrando le voci non più attuali. L'autocertificazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Resta obbligatorio giustificare tutti gli spostamenti consentiti nella fase 2. L'ultimo decreto conferma la possibilità di muoversi dal proprio domicilio residenza per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza, per far ritorno al proprio domicilio o residenza, per ragioni di salute, per svolgere attività sportiva motori all'aperto, per situazioni di necessità. Ampliando la casistica in cui si applica questa fattispecie, rientrano tra i casi di necessità anche gli spostamenti per incontrare i propri congiunti. Si deve usare il modulo dell'autocertificazione, per rispetto della privacy non deve essere indicata la generalità del congiunto al quale si va a far visita. È anche possibile accompagnare i propri figli minorenni al parco e spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita ai congiunti. Educatrici e dipendenti senza stipendio da mesi. L'allarme della CGIL, che in una nota stampa sottolinea come questa grave situazione coinvolge circa 300 lavoratori delle cooperative sociali impiegati in diversi servizi operanti su gran parte della provincia di Agrigento, rimasti senza lo stipendio da marzo. Per questo motivo le cooperative, spiegano dal sindacato, hanno richiesto l'apertura dell'ammortizzatore sociale già dall'inizio dell'emergenza, sottoscrivendo con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede il pagamento diretto al lavoratore. Ad oggi da parte dell'INPS non è arrivato nessun pagamento. La situazione insomma è un po' strano l'impatto, però è una bella cosa perché comunque stare fermi non è bello, per cui si fa quel che si può e ringraziamo il fatto che abbiamo potuto
iniziare anche noi. Ci aspettiamo che piano piano la situazione cerchi di ritornare alla normalità. Siamo ripartiti oggi, stiamo attuando le nuove disposizioni del governo, oltre al domicilio ora abbiamo pure l'asporto. Stiamo educando i clienti a entrare con le mascherine, a stare a distanza, abbiamo messo a disposizione dei gel igienizzanti, chi non ha la mascherina la diamo noi. Ai dipendenti naturalmente i dipendenti sono rigorosamente con guanti e mascherina. Riprende un quarto di servizio, abbiamo capito quanto era bella la normalità e quanto è grande il contributo dei piccoli artigiani e delle piccole imprese di vicinato che si dà alla qualità della vita. Per me prendere un caffè in un bar è qualità della vita, ancora non ce lo potremo permettere, questo ovviamente è un fatto privato, quello che sta accadendo. Siamo convinti che se facciamo squadra usciremo, ma ovviamente non possiamo non lamentare che la fase 1 non ha funzionato e ci auguriamo che nella fase 2 il governo e tutto l'apparato burocratico italiano, dove metto anche le banche, riesca a fare tesoro degli errori della fase 1, perché se no veramente 300.000 persone che lavorano nel settore del turismo, che rendono veramente l'Italia il bel paese, andremo a fare qualcosa, magari andremo a prendere il reddito di cittadinanza, chissà. Per la verità ci aspettavamo risposte diverse, lo ripeto, con l'amministrazione locale c'è un'intesa, come lei sa abbiamo fatto con le organizzazioni una serie di idee, abbiamo proposto una serie di idee e quindi questo verrà discusso, cominceremo a discutere del pacchetto locale domani. Poi abbiamo chiesto al sindaco appunto di fare squadra con le principali organizzazioni firmatarie di contratto per riuscire ad accelerare tempi che evidentemente non sono collegabili al momento, che è un momento straordinario, e per riuscire a costruire un qualche cosa che continui a essere attrattivo, ovviamente nella massima sicurezza. La salute è la prima cosa. Noi abbiamo depositato come FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, un pacchetto sicurezza. Aspettiamo che il governo ci dica se è possibile, così dal 1° giugno chi aprirà veramente in sicurezza. Siamo già abituati e vorrei ricordare a tutti che non c'è nessun pubblico esercizio in cui c'è stato un focolaio, però sono rimasti chiusi. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Nuovo interrogatorio di Antonio De Pace, 27enne infermiere calabrese, arrestato lo scorso 31 marzo con la gravissima accusa di aver ucciso la fidanzata Lorena 40, aspirante medico di Favara, al culmine di una lite divampata all'interno dell'appartamento che condividevano nel piccolo paese di Furcisiculo nel Messinese. De Pace ha chiesto di essere sentito dal PM Roberto Conte, che coordina le indagini sul femminicidio. L'indagato, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, ha spiegato alcuni dettagli su quanto avvenuto quella tragica notte, ma ancora oggi rimane un mistero il movente. De Pace avrebbe parlato ancora una volta di ansie legate al coronavirus, tesi questa già ribadita subito dopo l'arresto, che però è stata smontata dagli esiti dei test effettuati su entrambi, che hanno dato esito negativo. Rimangono dunque ancora molti interrogativi da sciogliere sul perché di quell'efferato delitto maturato tra il 30 e il 31 marzo. Ancora maltrattamenti tra le mura domestiche. I carabinieri della compagnia di Sant'Agata di Militello ieri pomeriggio, a conclusione di una delicata e articolata attività investigativa coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Patti, che ha accolto le risultanze infoinvestigative della Polizia Giudiziaria, hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 64enne e un 30enne, entrambi residenti in Sant'Agata Militello, gravemente indiziati dei reati di maltrattamenti, molestie, minacce, ingiurie e lesioni personali gravi commessi tra le mura domestiche nei confronti della moglie, nonché madre del giovane arrestato. L'attività di indagine svolta dai carabinieri, a seguito anche di una recente denuncia sporta dalla vittima, ha permesso di documentare una serie di condotte che si protraggono da anni, sfociate in una lunga serie di aggressioni fisiche e psicologiche finalizzate a sottomettere la donna. Gli elementi raccolti dai militari dell'Arma hanno permesso alla Procura della Repubblica di Patti di ottenere l'emissione di una misura cautelare personale in carcere, ritenendo la vicenda contornata da fatti di rilevante gravità.
La stessa Procura della Repubblica già negli anni scorsi si era interessata del caso, ottenendo nel 2019 la condanna del trentenne per una serie di maltrattamenti perpetrati nel corso del 2018. A coadiuvare gli investigatori è intervenuta la task force specializzata costituita presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina per il contrasto alle violenze di genere. Esperite le formalità di rito, i 2 uomini sono stati tradotti presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione è l'ennesima dimostrazione di efficace coordinamento investigativo tra la Procura della Repubblica di Patti e l'articolazione territoriale dell'Arma dei Carabinieri, che ha permesso di scongiurare il protrarsi e l'aggravarsi dei fatti. Non soltanto pomodori, melanzane, arance e mele, in quella rivendita di frutta e verdura a Campobello di Licata i carabinieri hanno trovato anche cocaina, 9 grammi ancora da trattare e 6 dosi già pronte per essere cedute. Il fruttivendolo Vincenzo Aquilino, 46 anni, di Campobello di Licata, è stato arrestato dai militari dell'Arma. L'ipotesi di reato contestata all'uomo è detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il 46enne è stato posto in attesa dell'udienza di convalida ai domiciliari. Sonia Zicari, originaria di Agrigento, 36 anni, è il nuovo dirigente del commissariato di polizia di Licata. Prende ufficialmente il posto di Sergio Carrubba, che all'inizio dell'anno è stato trasferito alla Digos in questura d'Agrigento. Sonia Zicari ha terminato il corso di formazione per commissari nel gennaio 2018, era stata assegnata alla questura di Cagliari. Oggi è l'anniversario dell'uccisione del procuratore capo della Repubblica di Palermo, Pietro Scaglione. C'è il servizio. Scaglione entrò in magistratura nel 1928 e dimostrò indipendenza di giudizio anche durante il ventennio fascista. Si vuole iniziare così questo ricordo del giudice per mettere in evidenza ancora una volta l'alta caratura morale e professionale e per sottolineare il perché fu naturale che si occupasse dei più gravi misteri siciliani. Tra questi la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947, che il magistrato definì delitto infame, ripugnante e abominevole, commoventi da ricollegarsi alla difesa del latifondo e dei latifondisti, la lotta ad oltranza contro il comunismo e quindi l'accreditarsi di Salvatore Giuliano al fine poi di ottenere l'amnistia. Il punto cruciale della sua opera fu quando assunse nel 1962 la carica di procuratore capo della Repubblica di Palermo, il 30 giugno del 1963. Fu tra i primi a recarsi a Ciaculli, dove una Giulietta Alfa Romeo, carica di esplosivo, aveva portato alla morte di 7 appartenenti alle forze di polizia e all'esercito. In questa drammatica occasione, ad un generale delle forze armate che invocava l'applicazione della legge marziale, replicò che i responsabili dell'efferata strage sarebbero stati perseguiti nell'osservanza delle regole e delle garanzie dello Stato di diritto. Per fare un altro esempio, Scaglione si occupò anche della misteriosa scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, avvenuta nel settembre 1970. Ed infine, lotta alla mafia armata, ma non solo. Infatti l'azione del procuratore si rivolse anche contro politici e amministratori collusi. Ma la figura del magistrato non si è legata solo a questo. Infatti un elemento di grande rilievo, che ne mise ancora di più in risalto le qualità umane, fu la funzione di presidente del Consiglio di Patronato per l'assistenza alle famiglie dei detenuti e soggetti liberati dal carcere, promuovendo, tra l'altro, la costruzione di un asilo nido. Per queste attività sociali gli fu conferito dal Ministero della Giustizia il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con facoltà di fregiarsi della relativa medaglia d'oro. Un attivismo che portò alla sua uccisione, e in questo contesto l'uccisione di Pietro Scaglione, procuratore della Repubblica di Palermo, come ebbe a affermare Giovanni Falcone, aveva comunque lo scopo di dimostrare a tutti che Cosa Nostra non soltanto non era stata intimidita dalla repressione giudiziaria, ma che era sempre pronta a colpire chiunque ostacolasse il suo cammino. Un omicidio che fece molto scalpore in quel periodo, in quanto era il primo compiuto dalla mafia verso lo Stato e fu il primo di una lunga serie fino ad arrivare all'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. In un videomessaggio l'operatore culturale Enzo Di Natali commenta il degrado dell'ospedale di Canicattì. Vediamolo. Quando agli inizi degli anni 90, quasi 30 anni or sono, l'ospedale di Canicattì si trasferì dall'antico edificio di via Pietro Micca in contrada Giarre, ci sembrò davvero di sognare, perché finalmente, dopo 20 anni,
Canicattì aveva un ospedale alla pari di quelli che erano stati realizzati in Sicilia e in provincia di Agrigento. Esso, progettato negli anni 70, fu realizzato negli anni 80. I suoi locali ampi e spaziosi davvero diedero l'idea di un salto di qualità che non si restrinse ovviamente soltanto nella nuova costruzione. In questi ultimi anni, purtroppo, stiamo assistendo anno dopo anno ad un decadimento della struttura ospedaliera, che vive numerose criticità, senza che ci sia alcun dato che faccia sperare a qualche cambiamento. Noi, come centro di bioetica Evangelium Vitae, che guardiamo il bene del cittadino, non possiamo chiudere gli occhi dinanzi a delle situazioni che ormai sono oltre il limite. Pertanto, nulla togliendo sulle capacità professionali proprie del direttore sanitario, nello specifico delle proprie competenze personali, il quesito che noi poniamo è capire quale percorso attuare affinché questa lodevole struttura possa recuperare un servizio di qualità. Non c'è dubbio che gli ospedali hanno delle criticità, qualsiasi ospedale. Non si può escludere tuttavia, con amarezza, una continua e lenta decadenza che vediamo nel Barone Lombardo di Canicattì. A questo punto non c'è altra alternativa. Occorre pertanto potenziare e qualificare i ruoli, ad iniziare da quello del direttore sanitario, per cui si auspica la nomina di un nuovo direttore che abbia anzitutto un programma operativo, pur nel rispetto della situazione, tale da poter far rinascere la struttura sanitaria. Un direttore sanitario che abbia la titolarità a svolgere questo servizio, perché noi lo riteniamo importante per la rinascita del nosocomio canicattinese. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video. A presto. 3 generazioni di giovani artisti, allievi ed ex allievi del liceo Martin Luther King di Favara si sono riuniti da varie città d'Italia per rendere un omaggio agli angeli in corsia e accendere il fuoco della speranza con le parole e la musica. Signore e signori, ecco a voi domani, 4 maggio 2020. La musica e la scuola hanno un'enorme responsabilità, quella di dar voce ai pensieri liberi, spesso trascurati, e diffondere valori e sapere. Insieme possono essere un magnifico antidoto alla paura e all'ignoranza. È proprio questo quello che ci siamo proposti di trasmettere con questo video. Siamo felici, affermano i ragazzi, di avervi regalato 4 minuti per pensare. Tra le strade deserte ti affollavamo distratti. C'è un silenzio assordante che ci fa pensare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le parti e le sale, sempre qualcuno di corsa. Una lotta infinita che ci fa scoraggiare. E di contro la voglia matta di andare. Day by day, oh me, shine, oh me, day by day, save me, shine, oh me. Ma domani
Penso a quanto tempo è trascorso, scrivo e non riesco, forse perché il virus mi ha scosso. Ogni vita che salvi è una speranza che oggi fa pensare a domani, anche se non te ne accorgi. La vita che va avanti così e comincia domani. Dalle nuvole del mare si può fare e rifare, con un po' di fortuna si può dimenticare. Dove sarò domani? Dove sarò? Dove sarò domani? Che ne sarà dei miei sogni infranti e dei miei piani? Dove sarò io domani? Devo rialzarmi, tendimi le mani. Le nuvole del mare si può ancora volare, le certezze e paure, sognando un mondo migliore. La cultura e il rispetto non saranno vani per riscoprirsi più umani. Come angeli che volano liberi sui corpi infranti. Siete maghi giganti, vecchi eroi riscoperti. Che fate il massimo e quel massimo non va sprecato. Perché il tempo che abbiamo qui non è mai scontato. Servono polemiche, bisogna andare a fondo. Eccoci qui, cittadini del mondo. E uniti ancora più andremo oltre ogni confine. Renderci conto che è un momento che non è la fine. Come una volta per la folla, per cantare insieme. Come li chiazzi all'umari, cattinevi giocori. E tutti tirati di risate e d'amori. Signori e signori, noi siamo così soli. Castellinari. Siamo così soli. Siamo così soli. Castelli in aria. Siamo così soli. Non siamo così soli. Fare castelli in aria. Siamo così soli. Sulla stessa barca. Siamo così soli. Siamo così soli. A immaginare un nuovo giorno in Italia.